Ci sono anche persone della provincia di Crotone e di Cosenza tra gli indagati nell'inchiesta condotta dalla Procura della Repubblica di Catania su un giro di pedopornografia. Nell'ambito dell'inchiesta sono state arrestate 8 persone ed altre 109 sono state denunciate. È stato individuato un sito web con sede in Germania che diffondeva immagini di pedopornografia e sono stati identificati gli utenti italiani che avevano acquistato foto da quel sito. Le segreterie regionali della Calabria dei sindacati dei trasporti hanno proclamato per lunedì prossimo 18 giugno uno sciopero del personale della divisione passeggeri regionale di Trenitalia. Lo hanno reso noto con un comunicato le Ferrovie dello Stato. L'astensione dal lavoro avrà inizio dalle 9 e si concluderà alle 17. Cambi di guardia in 3 questure calabresi, Catanzaro, Reggio Calabria e Crotone. Si è insediato Guido Marino a Catanzaro, proveniente dalla DIA, che ha preso il posto di Vincenzo Roca, trasferito a Venezia. A Reggio Calabria, Carmelo Casabona lascia il posto a Guido Longo, proveniente da Caserta. A Crotone, infine, lascia Giuseppe Gammino ed al suo posto si è insediato Mario Finocchiaro, al suo primo incarico da questore. Sarà ricollocata sabato in mare la statua di San Francesco di Paola. La statua bronzea era stata agganciata nel dicembre scorso da un peschereccio e trascinato per circa 200 metri. Dopo il ritrovamento avvenuto il 18 gennaio, la statua è stata restaurata dal maestro Michele Zappino, che è l'autore dell'opera. L'effigie sarà benedetta da padre Rocco Benvenuto, correttore provinciale dell'Ordine dei Minimi, presente anche il sindaco di Paola, Basilio Ferrari.